Ciao ragazzi, queste sono le uve di Corvina, Corvinone Rondinella, ovvero le uve dei vini principe della Valpolicella, quindi l'Amarone, il Recioto. Dopo alcuni mesi di appassimento adesso sono pronte per essere portate in cantina per la pigiatura. Però una prima valutazione di quest'uva la facciamo con l'esperto di questa azienda, è il capo della famiglia, Francesco. Com'è la stua, Francesco? Allora, diciamo che nonostante la grandinata del 29 agosto, grazie a un'accurata selezione, siamo riusciti a portare a casa un gran prodotto. Questa cosa è Corvinone? Questo è Corvinone. Diciamo che il principio con cui si raccoglie è uno solo, si mette in cassetta solo quella che saremo disposti a mangiare. Quella giusta, insomma. Quella che saremo disposti a mangiare. Quindi se è idonea come cibo, diciamo, sicuramente avremo un gran risultato. È difficile arrivare a un risultato così? No, ci vuole un po' di tempo, certamente non possiamo pensare di fare bancali su bancali. Quest'anno siamo arrivati a una media di 90-100 kg al giorno a persona. 90-100 kg a persona. E adesso quest'uva viene portata in cantina? Viene portata in cantina, viene pigiata e nel giro di qualche giorno cominceremo con i lieviti selezionati. Ho conosciuto i Venturini esattamente 12 mesi fa e quello che vedete alle mie spalle ancora non c'era, era soltanto abbozzato. Era il sogno di Gloria e di Veronica, le figlie di Francesco. Una cantina che stava nascendo. Però da allora a oggi di mezzo c'è stato il Covid con tutte le incertezze che questo ha provocato e sta purtroppo tuttora provocando. Ma loro hanno deciso ugualmente di andare avanti e questi lavori sono continuati. E adesso il sogno piano piano si sta materialmente realizzando. E non era una cosa scontata. Com'è vedere il vostro progetto che sta nascendo? Allora è innanzitutto uno stimolo per pensare che possiamo migliorare quello che stiamo facendo, quindi ti viene voglia di creare, di migliorare, di pensare a cosa poter fare e dopo sembra comunque effettivamente è sempre una magia, è sempre una cosa bella. Avete avuto qualche paura per il Covid, un blocco dei lavori? Abbiamo avuto un blocco dei lavori, ci siamo fermati, abbiamo preferito per fermarci per una serie insomma, di condizioni, probabilmente di questi punti di domanda che non si sapeva come andava a finire, quindi abbiamo preferito rallentare effettivamente un po' e abbiamo imparato nel rallentare che effettivamente un po' di paura l'abbiamo avuta, però rallentando abbiamo avuto modo comunque di avere nuove idee, cioè questo lockdown ha portato comunque nuove idee, nuove creatività, cose da fare, sicuramente non è una cosa che ha portato entusiasmo, assolutamente no, però ha dato stimolo a pensare a qualcosa di nuovo. Quanto è stata importante la paura, o l'incertezza meglio, dettata dal Covid? Allora è stato importante effettivamente perché intanto ha segnato determinati rapporti, nel senso che ognuna di noi ha cercato di tirare fuori il meglio di se stessa, quindi sono venute fuori anche delle doti che magari una persona non pensava di avere, quindi ci siamo messi in gioco. Probabilmente anche il Covid stesso ha dato modo di dare il meglio di se stessi, quindi di non soffermarsi di essere piatte, quindi ha dato modo comunque di provare a fare qualcosa di nuovo, assolutamente. Cosa ti aspetti che cambierà con la nuova cantina? Beh, cambieranno un sacco di cose, sia a livello di spazi, perché comunque gli spazi saranno molto più grandi, ma anche a livello emotivo sarà un bel cambiamento, ok? Sarà veramente un nuovo inizio. Che entusiasmo, ti sento bello frizzante. No, c'è tanto entusiasmo, perché quando comunque una cosa comincia a diventare concreta, perché noi è anni che comunque abbiamo l'idea della cantina nuova, finalmente adesso la si vede concretamente, è emozionante sicuramente. È lo spirito giusto con cui affrontare un investimento che non è sicuramente da poco. Ma bisogna affrontarle con entusiasmo gli investimenti, se no non facciamo investimenti, ok? Quindi bisogna, alla base della nostra cantina c'è comunque un entusiasmo allucinante. Veronica e Gloria, le sorelle Venturini, qui a Corte Canelle. 2 anime contrapposte e complementari. Non ci credete? Beh, neanche io. E allora le ho messe alla prova, una di fronte all'altra, ma in situazioni distinte che non le si senta. Nome? Veronica. Gloria. Età?
Non si dice, dai. 29. Figli? 3, una quota rosa e 2 maschietti. 1,5. Quali sono le tue mansioni in azienda? Allora, cantiniera e vinificazione, quindi lavoro in cantina, e poi seguo un po' la parte commerciale, presentazione al cliente nei ristoranti. Allora, io seguo la parte amministrativa e la parte, diciamo, dei social, quindi Facebook e Instagram è campo mio. Cosa vuol dire per te lavorare in famiglia? Allora, vuol dire unire le capacità che ha ognuno, che però tu conosci già perché sei parte appunto di una famiglia, quindi ti conosci, e metterle a disposizione per fare un qualcosa di nuovo, quindi metterle a disposizione di un lavoro. Avere una marcia in più. Sei arrivata prima tu o prima Gloria? Io. Eserciti il diritto di anzianità? Sì. Sì. Ha mai esercitato il diritto di anzianità? A volte tende un po', sì, ma insomma, è più vecchia, lasciamoglielo. È vero che sei una staccanovista? Yes. Non saprei. Sì, un po'. E tua sorella com'è? Un pepe. No, dai, Gloria sì, instancabile. E tu come sei? E io sono molto diversa da lei, ecco, intendiamola così. Cosa senti di aver portato tu in azienda? Allora, credo di aver portato 2 cose diverse. Inizialmente credo di aver portato proprio entusiasmo nel partire, adesso a volte credo di portare le idee, qualche creatività nuova, qualche cosa nuova da fare. Un po' di normalità, un po' di ritmo, un po' più di... Facciamo una pausa. E cosa senti di aver ricevuto tu stando in azienda? La passione di fare un qualcosa che piace. Beh, io ho ricevuto un sacco di cose, dal concetto di famiglia al potermi davvero appassionare a qualcosa. Cosa senti di aver dato a tua sorella? Dei ritmi di lavoro. Cosa senti di aver dato a tua sorella? Anche a lei siete di aver dato un tempo, un ritmo, un po' di... il potersi godere un attimo qualche momento tranquilli. E cosa senti di aver ricevuto da tua sorella? Forse di dare appunto un tempo ad ogni cosa. La fiducia, la carica, l'entusiasmo. Una cosa che ti fa ridere di lei. Che è disordinatissima e si crea tutte le sue cartelle che però capisce solo lei. Nessuno trova le sue cose, assolutamente. Oh, brontola, si sveglia brontolando, va a letto brontolando. È una cosa che ti fa arrabbiare di lei? Che viaggia a volte per conto suo. Che è permalosa, una scimmia. Hai mai invaso il campo di tua sorella? Sì. No, non sarei in grado di competere comunque. Se fa una cosa che ti dà fastidio, cosa le dici? Io, Gloria, ascolta un attimo, ne possiamo parlare, cosa dici? Facciamo 2 parole su quel discorso. Parto con calma. Vero petela lì, Quale tra i vostri vini è quello che ami di più? Credo il Valpolicella superiore. Perché? Perché ha un misto di struttura e di potenza, ha un'eleganza. L'amarone. Perché? Perché è pieno, perché è corposo. Se dovessi inventartene uno, come lo faresti? Adesso come adesso lo farei con le bollicine e farei un rosato. E come lo chiameresti? Metterei il nome di tutti i nipoti e dei bambini che abbiamo in famiglia. Frizzante probabilmente. E come lo chiameresti? Ma non saprei, però qualcosa sulla famiglia sempre, andrei in cerca di qualche dettaglio lì. Secondo te lei sarà d'accordo? Yes. Secondo te lei sarebbe d'accordo? Sì, assolutamente. Chi ci tiene di più ad avere l'ultima parola? Allora, per carattere, non lo so in realtà, credo entrambi. Perché entrambi. Lei. Dille una cosa che la farebbe arrabbiare di sicuro. Stai tranquilla, Gloria, non avere l'ansia. Brontoli, vero? Sempre, brontoli. Dille una cosa che le farebbe piacere sentirsi dire. Sei stata bravissima sui social, sei venuta anche bene. Che sei straordinaria, vero? Che fai un lavoro meraviglioso e che come te non c'è nessuno. Vi ritrovate a pranzo. Cosa porti tu da mangiare? Pasta asciutta con ragù. E da bere? Vino rosso. Una teglia di pasticcio o qualcosa di sostanzioso comunque. E da bere? Beh, vino. Pranzo finito? Adesso chi lava i piatti? Io. Lei, di solito. Eccole qua le sorelle Venturini. Loro
hanno scoperto solo adesso l'intervista doppia, ma nel momento in cui stiamo registrando non sanno ancora niente. Per adesso le ride. A pranzo di Natale dove si va? Da lei. Benissimo. Salute, Cin cin, buon Natale buone e feste. soprattutto auguri per il vostro sogno. Grazie. Ciao ragazzi, continuate a seguirci con la marrone alle meglio però. Salute. Salute.